Amici telespettatori, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti SPI, il nostro appuntamento di approfondimento sui temi che riguardano i pensionati, ma non solo, perché lo facciamo in collaborazione con il sindacato dei pensionati della CGIL delle Friuli Venezia Giulia, ma gli argomenti che trattiamo spesso sono di carattere generale e possono interessare davvero tutti, come quello delle truffe, che è l'argomento principale di oggi, che trattiamo con gli ospiti in studio, che sono Giuseppe Dario della segreteria organizzativa dello SPI CGIL Friuli Venezia Giulia. Bentornato con noi, Dario. Grazie. E benvenuto invece per la prima volta ai nostri studi ad Andrea Rigonat, che è coordinatore della FISAC della CGIL, che è il sindacato dei bancari. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, andiamo subito a parlare delle truffe con una introduzione che ci fa lei, Dario, per capire esattamente poi di che cosa parliamo questa sera in questo appuntamento in cui ci rivolgiamo alle persone anche più a rischio, se vogliamo, per questa tipologia di reato purtroppo molto diffusa in questo periodo. Sì, esattamente, è proprio così. In questa mezz'ora noi abbiamo deciso appunto di parlare di questo fenomeno che è in atto già da molto tempo, ma che si sta evolvendo e in particolare va a colpire anziani che stanno diventando una preda fin troppo facile per questi truffatori, perché queste persone sono dei veri e propri truffatori, ma sono dei truffatori geniali, perché sono evoluti, hanno diverse tipologie e modi di truffare le persone. Gli anziani, proprio perché sono quelli che rimangono più in casa, proprio perché sono soggetti che spesso vivono da soli, rendono molto più facile, voglio dire, l'approccio dei truffatori con queste persone. Sono persone più deboli, più esposti e più insicuri. E soprattutto poi la scarsa dimestichezza che hanno, non tutti ovviamente, perché ci sono anche degli anziani, dei pensionati giovani che oggi stanno imparando e hanno imparato bene a usare i telefonini, ma sono degli strumenti, ad esempio soprattutto quelli tecnologici, che rendono molto più facile a intervenire nei confronti appunto delle persone anziane, perché i trucchi che loro utilizzano, soprattutto online, sono difficili, voglio dire, da capire, da intuire che sono frodi. Le frodi, dicevo, ci sono tantissime. Vanno da un marketing, diciamo così, aggressivo, da acquisti indesiderati, dal commercio online, da persone che si presentano in casa, suonano il campanello, spesso in due, che si presentano come funzionari o come poliziotti, quindi bisogna stare molto attenti, ma soprattutto le cose più complicate, come dicevo prima all'inizio, sono le truffe finanziarie, perché gli strumenti che loro utilizzano sono veramente strumenti complicati, che tendono a come dire, portarti via i tuoi dati, e con questi dati possono entrare facilmente anche nel tuo conto in banca, e quindi portarti via quei soldi, quei risparmi che gli anziani, i pensionati hanno accumulato nella loro vita. Quindi su questa questione qui in particolare oggi la trattiamo, truffe finanziarie, e lo facciamo oggi, e lo ringrazio, con la presenza del mio collega appunto Andrea Rigonat, che fa parte appunto del sindacato, coordinatore del sindacato dei bancari della CGIL del Friuli Venezia Giulia. Sì, allora parliamo di queste truffe, in particolare le truffe finanziarie, che sono una tipologia di truffa, Rigonat mi corregga se sbaglio, che avviene principalmente via telefono, se non quasi esclusivamente via telefono, almeno per quanto riguarda forse le persone più anziane, poi per chi è più giovane magari subentra anche di mail o qualche altro strumento che cattura l'attenzione e induce all'errore, però per gli anziani sostanzialmente forse è il telefono lo strumento a cui fare più attenzione. Sì, certo, tendenzialmente il canale telefonico è quello anche più usato perché permette alle persone anziane di entrare in comunicazione più facilmente con gli enti finanziari.
però stanno crescendo sempre di più a dismisura le frodi anche sul canale della messaggistica, degli SMS e le frodi via email, che stanno anche questo crescendo, perché il canale digitale spazia ormai in queste 3 principali forme di messaggistica. Logicamente io ho colto l'invito che ha fatto lo SPI, oggi abbiamo qui Giuseppe, di parlarne di questo fenomeno, perché parlarne vuol dire sensibilizzare, e noi oggi abbiamo lo scopo di sensibilizzare questo argomento sulla platea più vulnerabile, più debole, che sono gli anziani, in quanto tendenzialmente le persone anziane, essendo di un'altra generazione, hanno un deficit di educazione digitale che comporta una preda più facilmente appetibile per questi truffatori. Abbiamo elaborato come sindacato dei bancari della FISAC Friuli Venezia Giulia una serie di slide che andremo adesso a proporre, a commentare, che vogliono dare una panoramica e mettere in guardia le persone su quello che vuol dire le frodi. Come ha introdotto lei, c'è il phishing, vuol dire email fraudolente che imitano le istituzioni finanziarie per rubare dati a persone, lo smishing, che è appunto tramite l'SMS, simile al phishing, ma utilizziamo l'SMS invece della mail. Abbiamo il phishing, che sono appunto quello che introduceva lei, le chiamate telefoniche fraudolente per ottenere informazioni sensibili. C'è una quarta parte molto più complessa, che è il malware, che vuol dire quando senza cognizione si installa un software fraudolento che ruba dati sensibili dal proprio PC. Possiamo definire un virus in maniera più semplice per far capire un a chi virus magari che invece ha meno dimestichezza con i termini anglosassoni che si utilizzano tanto. Certo. Il classico virus che arriva sul computer o sul telefonino, ruba informazioni e mette a disposizione dei criminali dei dati sensibili che poi permettono a queste persone di prosciugare i conti correnti. Certo. Sostanzialmente questo è. Sì. Poi se vogliamo parlare di un attimo tendenzialmente anche di tecniche più avanzate di frode, andando nell'anglosassone, perché i termini purtroppo sono quelli ormai. I termini sono quelli, abbiamo man in the middle, vuol dire che una persona intercetta comunicazioni fra utente e sito web, quindi si interpone fra appunto l'anziano e il sito web. Il carding, che è un acquisto illegale di dati rubati sul dark web, vuol dire che ci sono delle persone che carpiscono a livello globale molti dati e poi li mettono in vendita. E poi, secondo me, ci sono il terzo tipo di frodi, che sono quelle più pericolose e quelle in cui abbiamo meno difese, che sono le frodi amichevoli, ovvero quando... O parentali, se vogliamo, esatto. Perché anche qui spesso il nipote che truffa quando lo zio, una il persona nonno. conosciuta, che noi abbiamo piena fiducia, utilizza questa fiducia per appunto commettere delle frodi. Ed è anche la più difficile, perché poi è difficile dimostrare che è stata carpita l'informazione nell'ambito di un rapporto di fiducia tra nipoti, nonni, figli, a volte addirittura amici e genitori, amici o tutori legali, amministratori. Questo in assoluto è la truffa più difficile da affrontare. È che se vogliamo la tecnologia qui non c'entra. No. Cioè non se vogliamo, è così, la tecnologia non c'entra, qui è semplicemente l'essere umano che truffa un altro essere umano. Esatto. Andando un po' anche nei numeri, per dare un impatto economico delle frodi, per entrare un po' nei numeri, abbiamo dati del 2022 dove assistiamo a 1,8 miliardi di euro, con un aumento quindi importante del 15% rispetto all'anno precedente. Di questi soldi il 70% sono in transazioni online, abbiamo 300.000 denunce, quindi un corpo molto forte di denunce, e abbiamo anche una parte aziendale che è il 20% di aziende colpite, quindi anche attori preparati vengono colpiti da queste truffe online. Non dimentichiamo che all'interno di questi numeri la fetta più grande
anche se non ho dei dati precisi, sono le persone anziane, che sono le persone più facilmente colpibili, sono le persone più deboli in cui questo impatto economico viene a trovarsi. Ecco. Intanto leggiamo che in queste 300.000 denunce la maggior parte comunque, anche se abbiamo detto che le più pericolose sono quelle che riguardano il rapporto umano tra persone, tra cui uno in malafede carpisce questi dati e li utilizza in maniera scorretta per commettere un crimine finanziario, però la maggior parte sono le frodi online comunque, cioè, l'online rimane comunque la frode più perpetrata. Sì. Poi all'interno appunto di questi numeri che vi ho detto c'è la vulnerabilità degli anziani, quindi la figura per cui noi siamo qui a dare una panoramica e a sensibilizzare affinché ci si possa creare degli strumenti per fare maggiore attenzione. Scarsa familiarità digitale, quindi ritorniamo all'educazione digitale, un qualcosa che va colmato, un qualcosa che secondo me sia gli enti locali e sia in parte anche il sindacato deve farsi carico, le organizzazioni in generale, le associazioni, bisogna colmare questa educazione digitale ed è un'educazione che deve essere fatta, non dico giornalmente, però deve essere sempre tenuta allenata perché l'evoluzione digitale è molto veloce. Poi, come abbiamo detto, l'eccessiva fiducia, la persona anziana dà una fiducia che magari altre generazioni, quelle più giovani, non danno. Questo è dovuto a tutta una storia, a tutta una vita vissuta sulla questione della fiducia e questo i truffatori lo sanno e questi truffatori giocano su questa eccessiva fiducia. E poi c'è la terza parte, quella difficoltà nel riconoscere i pericoli, ovvero quando arriva un SMS e dice il tuo conto è bloccato, clicca qui per sbloccarlo, è più facile che la persona anziana caschi in questo messaggio e vada a cercare di sbloccare un qualcosa che non è da sbloccare, ma che è un furto inconsapevole di dati. E quindi anche qui bisogna capire, attraverso sempre il punto 1, che è l'educazione digitale, quali sono i pericoli che si incorre nell'utilizzo degli strumenti che sono telefonate, SMS e mail. Andiamo poi... Fermandoci un attimo a questo, prima di andare avanti, perché abbiamo un po' di tempo a disposizione. Quindi il consiglio che possiamo dare però qual è? Che se arriva un SMS, una telefonata da un numero sconosciuto, mai richiamare, per esempio, mai fare una telefonata per richiamare un numero dal quale si riceve una telefonata e non si sente nulla dall'altra parte, nessuno parla, SMS, fare attenzione a rispondere, a cliccare sul link, questi sono i piccoli consigli che possiamo dare intanto per proteggersi, poi magari ci si informa, si scopre che l'SMS è arrivato realmente da una fonte affidabile e si procede, stesso dicasi con la telefonata, ma una serie di precauzioni possono partire da queste cautele qui. Allora guardi, tendenzialmente io andrei a rispettare due regole, che erano due regole che proprio i miei nonni mi davano, quindi vengono proprio dalle persone anziane. La prima regola è che nessuno regala, quindi tutti gli annunci di affari last minute, di vincite, tutto questo bagaglio di facili vincite deve sempre tenere a mente una regola: nessuno regala, nessuno lavora gratis, quindi saper bene che quando ci sono questa serie di messaggi sono messaggi attrattivi. Andiamo nel mondo bancario, però possiamo andare anche nel mondo delle utenze. Questo anche per quanto riguarda gli eventuali investimenti che si fanno, rendimenti esagerati in poco tempo, lì bisogna avere un attimo di cautela e capire che probabilmente sotto c'è qualcosa che non va, perché nessuno regala niente e quindi magari ci si informa,
attraverso persone qualificate, certo. ognuno di noi, gli anziani anche, hanno un rapporto con una banca o attraverso un parente, insomma ci si informa, se poi realmente c'è un fondo di verità si fa l'operazione oppure no. Ma, questa insomma, è una regola universale, nessuno regala. La seconda regola, molto preziosa, è la fretta. Non bisogna mai avere fretta, perché la truffa si gioca proprio su questi aspetti, la vincita e la fretta. Nel minimo dubbio, anche se siamo sicuri, perché oltre alle frodi sugli anziani ci sono anche le frodi in cui noi cadiamo. Sui giovani. Non sui giovani, ma anche chi è nel settore cade, non siamo noi. La fretta. Al minimo dubbio si chiama un consulente di fiducia bancario, si può andare nella banca di fiducia, si può fare una chiamata o più chiamate, oppure bisogna entrare in un concetto che magari andremo a dire alla fine di comunità, ovvero una comunità delle persone all'interno di associazioni, all'interno delle amicizie che hanno una competenza più alta e che possono essere un centro di riferimento per quando un anziano, in questo caso, o qualche altra persona ha un dubbio sull'effettiva veridicità della cosa. Questo è un ruolo che poi vede anche il sindacato, Certo. essenzialmente, come abbiamo detto. Esatto, se posso intervenire un minuto, poi lo riprenderò magari alla fine. Proprio come sindacato noi abbiamo a parte una preparazione di base rispetto alla questione, ma abbiamo anche delle convenzioni, una convenzione con una delle più importanti associazioni di difesa dei consumatori, che è la Federconsumatori. Ce l'abbiamo anche nei nostri uffici con delle giornate e degli orari precisi, dove lì ci sono dei legali, dove ci si può consultare ed eventualmente, se è stato denunciato, si può anche tentare di recuperare se è stato mal tolto, ma questo non è possibile ovviamente sempre. Non è sempre possibile. Allora, poi c'è la parte adesso che è molto interessante, perché abbiamo detto delle 300.000 denunce, probabilmente senza questi effetti emotivi sulle vittime che lei adesso ci illustrerà, ci spiegherà, sarebbero non dico il doppio, ma quasi, perché poi c'è qualcuno che è frenato dalla vergogna, dal fatto di essere stato umiliato, e ce ne sono anche altri di effetti sulle vittime una volta che si accorgono di essere stati truffati. Sì, secondo me il numero delle denunce è la punta di un iceberg, perché a mio parere tutto il sommerso non viene detto, non viene dichiarato. Infatti quando succede questo fatto della truffa e ci si rende conto appunto di questa truffa, c'è innanzitutto al primo posto un senso di vergogna, perché si capisce di aver fatto una cosa che non si doveva fare, o per la fretta o perché si pensava di una facile vincita in qualcosa che non esiste. Poi dalla vergogna scatta sicuramente l'umiliazione, perché si pensa che la colpa sia esclusivamente propria e non di un sistema truffaldino studiato ad hoc per far cadere nella rete appunto le persone anziane. Dall'umiliazione scatta poi un senso di rinuncia a denunciare il fatto, perché comunque si pensa che non si possa risolvere niente, perché comunque si pensa di voler mettere la faccia e non è qualcosa che tutti riescono ad affrontare. E poi, secondo me, il quarto step è quello più pericoloso, l'isolamento sociale, ovvero stare da soli per paura che questa cosa venga detta, venga esposta, che venga diventa conosciuta. Argomento di discussione, Esatto. Di scherno a volte, Esatto. Dunque, quindi si ritorna dall'umiliazione alla vergogna, insomma un circolo vizioso che purtroppo va... Cioè noi siamo qui per evitare proprio quest'ultima slide, perché le cose vanno dette, vanno spiegate, va messo la gente in allarme e dobbiamo creare anche una rete, e qui Giuseppe ha detto bene, una rete in cui evitare di cadere il più possibile in questi tranelli, in questi errori. Sì. Dopodiché, sì, senza diciamo, criminalizzare chi lo ha subito, certo. Perché purtroppo quella è la... Ripeto, quella è la parte che fa scattare poi quelle quattro reazioni. Ripeto, io lavoro nel settore, credetemi
che senza conseguenze anch'io sono caduto talvolta in frodi, in messaggi che poi sono riuscito a fermarmi in tempo, ma è gente molto ben organizzata. Sì, hanno alle spalle un'organizzazione. Non sono dilettanti, non sono organizzazioni. Ormai non è più il furto in banca Sì. o lo scippo alla vecchietta. Qui ci sono organizzazioni criminali con dei territori ben precisi che si occupano di rubare delle identità, rubare dei dati e poi finalizzare per un percorso economico e farli fruttare. Allora, abbiamo i consigli qui, ancora altri consigli. Ci sono i consigli che insomma anche qualsiasi banca, qualsiasi dipendente bancario può dare, ma che è bene ripetere. Password sicure, quindi ricordarsi di utilizzare password complesse e diverse per ogni account, quindi più facile da dire che da fare, però è un esercizio che ci può difendere dalle frodi. Un'autentificazione a 2 fattori, cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso quando una persona fa una transazione online, oltre ad inserire banalmente il numero della carta di credito, gli viene anche spedito un SMS sul cellulare dove deve dare l'ok per autorizzare questa transazione. Quindi, oltre all'inserimento dei dati finanziari della carta di credito, arriva anche un SMS e qui sì, si dà l'ok per la transazione che si va a fare. Molte volte questa doppia autentificazione qui è usata invece per fare delle frodi, ovvero viene mandato senza fare la transazione prima, viene mandato un SMS in cui si dice banalmente la transazione non è andata a buon fine, prego ridatemi i dati. Nel momento in cui si ridanno i dati, lì vengono rubati i dati finanziari. Terzo è la verifica dell'URL, banalmente si verifica l'indirizzo del sito prima di inserire i dati sensibili. Arriviamo poi... Mi sento di aggiungere una cosa riguardo alla prevenzione, che quando c'è qualche dubbio poi rivolgersi a un parente che abbia della dimestichezza, perché poi tutte queste cose sono molto interessanti, ma mi immagino un ottantenne che non ha mai magari visto un computer, andare a spiegargli controlla l'URL, diventa una situazione un pochino che può essere complicata da fare, quindi un altro consiglio forse da aggiungere è quello di rivolgetevi a un nipote, a un figlio, Le regole, allora, a mio giudizio ci vuole un'educazione minima digitale. Sì. Se non c'è un'educazione minima digitale, io sconsiglio di andare a intraprendere strumenti finanziari molto delicati, perché usare strumenti finanziari senza una minima educazione digitale ci espone a dei rischi di frodi molto elevati. Quindi senz'altro quelli lì. Le 2 regole principali: nessuno regala e non avere fretta. Poi chiaramente se qualcuno ha la fortuna di avere in famiglia qualche persona di fiducia, qualche parente con un'esperienza digitale elevata, questo deve essere sfruttata. Noi però, io ritengo che sia utile anche la presenza di Giuseppe qui, anche per dire che gli enti locali sempre più devono farsi carico di un'educazione digitale, con l'aiuto anche delle associazioni sindacali, e se non c'è questo supporto degli enti locali, devono cominciare anche le associazioni sindacali a dare un minimo, a farlo da sé, insomma, a dare un minimo di formazione. Poi la sensibilizzazione. Oggi noi stiamo facendo un servizio di sensibilizzazione, dobbiamo parlare, dobbiamo informare la gente, e poi secondo me l'ultimo step, che è quello più importante ed è anche quello, diciamo, quello che sarebbe il coronamento di tutto questo discorso, è la collaborazione, ovvero dare un senso di comunità. Quindi all'interno di un'organizzazione sindacale
avere dei riferimenti. La persona che ha subito la frode non deve rimanere solo, deve avere dei riferimenti di persone di fiducia in cui chiamare, in cui confrontarsi senza vergogna, in modo da chiudere il cerchio, in modo che la mia frode serva a tutte le altre persone ad evitare future frodi. Beh, questa era l'ultima slide per quanto riguarda lei. Torniamo però con Giuseppe Dario, perché voleva tornare su quello che aveva detto già poco fa, e cioè con quello che fa il sindacato proprio nella direzione che indicava Rigonat nel suo ultimo intervento con l'ultima slide. Sì, noi non siamo nuovi come SPI, come sindacato pensionati della CGIL, a intraprendere percorsi che vanno al di là, voglio dire, del nostro lavoro, quello più ovvio, cioè quello delle pensioni, eccetera. L'abbiamo fatto altre volte e quindi lo faremo anche su questo tema. Abbiamo anzi già iniziato nei territori e continueremo a farlo, utilizzando anche, tra virgolette, le persone nostre, tipo l'amico collega Andrea, ma possiamo utilizzare anche, ad esempio, associazioni di consumatori, come dicevo la Fede dei Consumatori, proprio per andare nei singoli territori con assemblee, sia per quanto riguarda i nostri iscritti, ma anche assemblee aperte per chi vuole partecipare, anche con le forze di polizia. Voglio dire, no? Finanze, carabinieri, polizia, sì, non è la prima volta che le facciamo, ma perché? Perché questo fenomeno è veramente molto intenso. Quello diceva prima, che quello che sappiamo è solo una piccola parte, proprio perché, ed è questo l'altro tema che voglio risottolineare, è che chi subisce non denuncia. Questo è un fatto per i motivi che appunto elencava prima Andrea. È importante prevenire, quindi i corsi di formazione che facciamo serve per prevenire, ma se dovesse accadere è importante appunto denunciare e io invito a venire anche dalle nostre sedi, che le trovate, i pensionati sanno dove siamo, ma li trovate anche sul nostro sito internet, perché noi siamo in collegamento diretto con la Fede dei Consumatori, possiamo valutare il problema che è accaduto alla persona, possiamo prendere appuntamenti con gli avvocati della Fede dei Consumatori, perché dove è possibile, se siamo in grado di recuperare il danno, insomma mi pare una cosa importante. Sapendo anche che come appunto, segnale di fiducia a denunciare, perché se qualcuno riesce a recuperare il raggiro subito, è un incentivo agli altri a denunciare, perché si può certamente, non sempre è possibile, non sempre possibile, ma quando si può. Però si può, in alcuni casi, in diversi casi si può fare. Quello che mi posso aggiungere come ultima cosa, ma ripetendomi anche, perché oltre alle truffe online, diceva prima, ci sono anche le vecchie truffe che non vanno mai in pensione, tra virgolette, che sono quelle appunto che aprono la porta alle persone che si presentano camuffate, eccetera. Finto incidente, finto tecnico del gas. Esattamente, che vogliono proporvi contratti o vendite strane. Ecco, l'invito ovviamente, soprattutto per gli anziani soli, è di non aprire la porta. Se non si conosce la persona, assolutamente di non aprire. Se ricevete dei numeri, una telefonata con numeri che non conoscete, non rispondete. Io ad esempio non rispondo mai a numeri che non ho nella mia agenda telefonica. Se uno vuole, se ha bisogno di parlare, mi chiama 2 o 3 volte eventualmente, ma spesso sono numeri appunto che sono collegati con delle truffe. Quindi sono piccole cose insieme a quelle che sono già state dette, che però aiutano molto a evitare di essere raggirati e di essere truffati, perché i delinquenti sono molti. Quindi lo SPI c'è, nelle nostre sedi siamo qua, se avete bisogno noi ci siamo. Bene, abbiamo chiuso questa puntata molto interessante per quanto riguarda il tema trattato, come tutte le altre, questa in particolare perché è un caso di grande attualità, quello delle truffe, che riguarda gli anziani e non solo gli anziani. Grazie ad Andrea Rigonat del sindacato bancari della CGIL, grazie a Giuseppe Dario della segreteria organizzativa dello SPI CGIL FVG e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.